La Torre delle Saline in 5 punti. È una torre costiera realizzata durante il periodo di dominazione spagnola su un promontorio roccioso in località appunto Torre Salinas a Muravera. Fu realizzata nel 1650 e aveva lo scopo di difendere le vicine saline presenti nella laguna sottostante, una importantissima risorsa a proprietà della curatoria dell'Incontrada del Sarrabus. Diversamente dalle altre torri costiere tipiche di quel periodo, ha una pianta quadrata a 3 piani, ci si accedeva attraverso una scala in legno e nell'ultimo piano sono presenti delle finestre di guardia nei lati nord, sud ed est. La Torre delle Saline è in contatto visivo con le altre torri del territorio, quindi la Torre dei 10 Cavalli e la Torre di Monteverru in località Capoferrato. Nel 2003 è stata oggetto di un profondo restauro che ha suscitato nei cittadini della zona dei pareri contrastanti, tant'è che è stata ribattezzata la cabina dell'Enel.